seduta è aperta. Comunico, avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni incontrate nella presente seduta. Comunico il congedo dell'onorevole Adorno per malattia. Non abbiamo altro? Abbiamo l'assessore in aula. Iniziamo con l'attività ispettiva relativamente alla rubrica Beni culturali e identità siciliana. Andiamo all'interrogazione numero 1735, chiarimenti e intendimenti del Governo regionale sulla mancata attivazione e nomina dell'autorità garante per i diritti e doveri culturali, a prima firma dell'onorevole Saverino. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. Sostanzialmente mi volevo soffermare solo per dire intanto ringraziare l'Onorevole e poi ovviamente con riferimento all'interrogazione 1735 chiarimenti e intendimenti del Governo regionale sulla mancata attivazione e nomina dell'autorità del garante dei diritti e dei doveri culturali. Comunichiamo che con delibera numero 38 del 29 gennaio scorso abbiamo provveduto a nominare l'architetto Alessandra De Caro quale garante regionale per i diritti e i doveri culturali ai sensi di quanto è previsto dall'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2023 numero 9. Grazie. Grazie Assessore. Prego onorevole, come si dichiara? Grazie Presidente. Allora, Assessore, onorevoli colleghi, naturalmente non posso che essere soddisfatta, Assessore, perché è una norma a cui veramente ho sempre tenuto molto, per cui mi sono spesa e devo ringraziare naturalmente tutto il gruppo parlamentare che l'ha condiviso insieme a me, ed è una norma che riconosce, appunto, che deve riconoscimento su dei diritti e doveri culturali che insieme a tanti altri diritti come il diritto al lavoro, il diritto alla salute, sono diritti previsti dalla nostra Costituzione, anche se poi troppo spesso ce ne dimentichiamo. E come tali sono veramente, devono essere una cultura a portata di tutti, quindi non una cultura elitaria. Quindi sono naturalmente, ringrazio che si è proceduti, quindi finalmente si è riconosciuta questa istituzione del garante, che deriva poi da un lavoro che si è fatto, che è iniziato insieme a un gruppo, che ho iniziato a fare insieme a un gruppo di studiosi, perciò proprio sul manifesto sui diritti e doveri culturali, di cui ne farò dono, che comunque è passata come mozione anche in questo Parlamento ed è stata votata all'unanimità, perché, come diciamo sempre, la cultura è uno di quei temi che va al di sopra di qualsiasi colore politico, e così come l'istituzione del garante sui diritti e doveri culturali, anche questo è stato un emendamento in finanziaria del 2023, l'articolo 20, che è stato votato all'unanimità. Quindi sul riconoscimento dell'importanza della cultura sono contenta che ne siamo tutti d'accordo. Quindi vorrei concludere, Assessore, invitandola in Commissione Cultura insieme al Garante sui diritti e doveri culturali, perché credo che sia importante iniziare anche un lavoro di condivisione con il Garante. Grazie. Grazie onorevole. Andiamo all'interrogazione numero 1762. Notizie di interventi urgenti in ordine al degrado delle ville storiche di Palermo. A prima firma la Vardera, che la trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione numero 1798. Chiarimenti circa lo stato di incuria e la fruizione del parco archeologico di Lilibeo Marsala, nonché sulle possibilità di riapertura del transito pedonale presso il viale del parco Platea Elia. A prima firma Ciminnisi e altri. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente.
Allora, il Parco archeologico di Lilibeo Marsala è stato istituito con decreto assessoriale numero 21 GAB dell'11 aprile 2019, al fine di terminare il lungo iter espropriativo avviato già alla fine dell'Ottocento, volto a preservare un'area di straordinario valore storico e archeologico. Dopo essere stato a lungo incardinato nella sovrintendenza di Trapani, il parco è divenuto autonomo nel 2019 e dal 2022 anche sotto il profilo finanziario. Il parco si estende su una superficie complessiva di 52 ettari, 28 ettari nell'area di Capo Boeo. Entrando nel merito, Presidente, l'area di Capo Boeo conserva testimonianze significative dell'antica Lilibeo, città fondata dai cartaginesi nel 396 a.C., divenuta in seguito romana e dotata di monumentali infrastrutture urbane. Tra queste assume particolare rilievo la platea Alelia, asse viario di età romana, tuttora visibile per oltre 100 metri, che costituisce uno degli elementi identitari e di maggiore pregio del parco. Tutti i monumenti archeologici attualmente rinvenuti risultano pienamente visitabili. La platea Alelia in particolare rappresenta il cuore monumentale e simbolico del parco e come tale è oggetto di specifici interventi di valorizzazione. Il recente progetto di illuminazione, finanziato nel dicembre 2024, è finalizzato esclusivamente all'esaltazione del valore storico e scenografico del monumento. Non appare pertanto coerente con tali finalità un utilizzo della strada quale semplice corridoio di attraversamento urbano gratuito durante gli orari di apertura del parco, anche in considerazione delle esigenze di tutela e sicurezza del sito. Potrà invece essere valutata in un'ottica di valorizzazione culturale e previa intesa con l'amministrazione comunale l'ipotesi di un'apertura gratuita in orari serali nel periodo maggio-ottobre, subordinata alla copertura dei costi di vigilanza e alla garanzia della piena salvaguardia dell'area archeologica. In merito alle affermazioni relative a presunte barriere tra il parco e la città, si evidenzia che il rafforzamento dell'integrazione tra l'area archeologica e il tessuto urbano di Marsala costituisce un obiettivo strategico perseguito con continuità dalla direzione del parco. In tale prospettiva, dal mese di agosto 2024 è stato riattivato l'ingresso da Porta Nuova, consentendo un accesso diretto dal centro storico rispetto delle modalità di fruizione previste dalla normativa vigente. Sono state inoltre introdotte misure volte ad ampliare la partecipazione del pubblico, quali agevolazioni per i residenti, aperture serali del museo nel periodo estivo e una programmazione costante di eventi culturali gratuiti, sempre nel quadro di una fruizione regolata e compatibile con l'esigenza di tutela. Per quanto concerne la criticità strutturali e manutentive segnalate, si assicura che l'amministrazione regionale interviene con continuità, compatibilmente con le risorse disponibili. In questo senso vanno visti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei siti del parco per un importo complessivo di 510.000 euro. Le attività di manutenzione del verde risultano condizionate dai tempi di assegnazione del personale regionale dedicato e dalle avverse condizioni meteorologiche, ma soprattutto sono state comunque garantite condizioni di decoro di fruizione del sito. I dati relativi alle presenze e agli introiti registrano un andamento positivo e in crescita, confermando l'efficacia dell'azione amministrativa intrapresa e il crescente interesse del pubblico per il parco archeologico di Lilibeo Marsala. Si segnala infine che il parco è stato recentemente teatro di eventi culturali di rilievo, tra cui il concerto Traviata sotto le stelle, svoltosi nello spazio antistante la platea Aleia, valorizzata per la prima volta dopo anni grazie al completamento degli interventi di illuminazione. In conclusione si ringrazia l'onorevole interrogante per l'attenzione riservata al tema, confermando la piena disponibilità dell'amministrazione a proseguire in un quadro di leale collaborazione istituzionale il percorso di valorizzazione del parco e di ampliamento del polo museale nell'interesse della comunità di Marsala e del patrimonio culturale. Grazie Assessore. Prego, onorevole.
Grazie Presidente, grazie Assessore per questa risposta che purtroppo rispetto alla quale non mi posso dichiarare se non parzialmente soddisfatta, innanzitutto perché è un'interrogazione di maggio 2025 e naturalmente le condizioni in cui si presentava il parco archeologico di Lilibeo in quel periodo sono state quelle da cui poi è scaturita l'interrogazione stessa. E la platea ci insegna in qualche modo che Marsala è sempre stata una città di passaggio, una città di scambio, di dialogo, e quello stesso asse che la platea rappresenta è la spina dorsale della storia di Marsala, dell'antica Lilibeo, quindi anche di un luogo che racconta l'organizzazione urbana della vecchia città e il ruolo di Marsala nel Mediterraneo antico. Quindi la scelta di quello che noi oggi facciamo in quel territorio, in quel grandissimo parco che ospita ovviamente tantissimi beni di pregio, non è solo una scelta che riguarda l'architettura o la storia del nostro territorio. Ricordo le navi di Marausa, ricordo la villa e i mosaici che la stessa custodisce, quindi parliamo di un territorio che sicuramente potrebbe puntare su questo parco archeologico per una maggiore valorizzazione e per rappresentare esso stesso un ponte tra il passato e il presente e il futuro della città di Marsala. È un luogo che da sempre è stato vissuto dai marsalesi, un luogo che in qualche modo i marsalesi probabilmente vorrebbero tornare a vivere esattamente come facevano un tempo, pur senza compromettere l'equilibrio e le necessità di tutela, perché valorizzare un bene culturale oggi non significa soltanto custodirne l'integrità, ma significa anche renderlo fruibile in condizioni di prioritaria, ovviamente, esigenza superiore di tutela del bene stesso. Però naturalmente è chiaro che la tutela del bene non cambia a seconda del fatto che la sua fruizione sia gratis o a pagamento. Quindi naturalmente le scelte politiche che vengono fatte anche su quell'area archeologica io auspico che vengano fatte con la prospettiva anche di una valorizzazione di quel patrimonio culturale che non deve essere considerato come un bene statico che è lì, queste pietre devono prendere vita e devono in qualche modo restituire alla città di Marsala un patrimonio che possa essere vissuto prima di tutto dai cittadini e poi in condizioni ovviamente decorose in tutti i periodi dell'anno, non solo in estate, ma anche nei periodi che non sono di alta stagione turistica, ma in tutti i periodi dell'anno, fruiti con decoro e dignità da chi decide di visitare la nostra isola. Se veramente vogliamo puntare alla cosiddetta destagionalizzazione del turismo, è un termine che a me non piace, ma oggi il turismo vive anche di relazioni con i territori, con i paesaggi e anche con l'archeologia che è completamente diversa rispetto al passato. Abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione, il governo regionale se ne deve fare carico per sostenere i piccoli parchi archeologici che, a fronte di una grande estensione in termini di ettari, di fatto poi hanno uno sbigliettamento minore, quindi entrate più basse rispetto ai grandi parchi archeologici. Dobbiamo sostenere i piccoli parchi per far sì che possano fare grande tutto il nostro territorio. Grazie. Grazie onorevole. Al solito, colleghi, io vi ricordo, l'ho ripetuto anche ieri in aula, che per interrogazioni con cui volete una risposta urgente fate il discorso, anziché risposta orale, risposta scritta, perché è chiaro che l'assessore viene convocato in base a quando poi la capigruppo decide di calendarizzare atti ispettivi e in quel momento vengono inviate le interrogazioni in ordine cronologico. Andiamo all'interrogazione numero 1801, notizie urgenti in merito allo stato di attuazione dei progetti PNRR per la tutela dell'architettura e del paesaggio rurale in Sicilia e sul rischio concreto di perdita dei fondi assegnati al Ministero della Cultura, a prima firma Lavardera. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. A seguito dell'interrogazione 1801 si rappresenta preliminarmente che l'avviso di architettura rurale approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento numero 1292 del 12 aprile 2022 è finalizzato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di investimento M1C3 12.2. L'ammontare delle risorse inizialmente assegnate alla Regione Siciliana con decreto ministeriale 107 del 2022 era di 76 milioni. È stato rideterminato con successivo decreto 92 2024 alla quota di 73 milioni 302.
L'avviso, gestito dal Servizio 5 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stato caratterizzato da tempistiche di attuazione dettate dal conseguimento dei target nazionali ed europei fissati con decreto ministeriale. Le scadenze originalmente previste dall'avviso prevedevano l'avvio dei lavori al 30 giugno 2023 e la relativa conclusione con collaudo al 31/12/2025. Si rappresenta in merito che la scadenza temporale di avvio dei lavori al 30 giugno 2023 è stata rinviata alla luce delle direttive ministeriali elaborate in seno al Comitato ristretto istituito per la linea degli investimenti nell'ambito dell'unità di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della Cultura MIC, in merito all'interpretazione estensiva del termine di avvio da intendersi in senso lato quale avvio degli interventi. È stata emanata in proposito la circolare 30.477 del 18 luglio 2024 recante disposizioni in tema di ammissibilità dei progetti, ridefinita alla luce delle suddette indicazioni ministeriali acquisite dal Dipartimento dei Beni Culturali con l'intento di facilitare la lettura ed interpretazione delle disposizioni normative contenute nell'avviso di architettura rurale e nei documenti attuativi, derivati dall'obbligo ovviamente del vademecum. La circolare ha specificato nel dettaglio le tempistiche attuative degli interventi. Il concetto di avvio dell'intervento è stato inteso in attuazione delle indicazioni ministeriali come affidamento della progettazione esecutiva per i progetti non esecutivi, tenuto conto appunto del livello di progettazione iniziale degli elaborati allegati all'istanza di contributo, fermo restando il rispetto dei target europei e nazionali istituiti per la chiusura dei lavori. Un secondo target temporale è stato definito in ambito nazionale al 30 settembre per l'apertura effettiva dei cantieri. Con ultima nota del MIC del 28 novembre 2025 relativa all'investimento M1C3, investimento 2.2, tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, è stato trasmesso l'allegato della decisione del Consiglio dell'Unione Europea di approvazione all'ultima proposta di modifica del PNRR, con modifica per i soggetti attuatori del target di chiusura degli interventi posticipato al secondo trimestre 2026. Il Dipartimento regionale dei beni culturali, pertanto, con decreto dirigenziale 321 del 28 gennaio 2026, ha prorogato al 31/5/2026 la conclusione effettiva dei lavori e il collaudo certificazione di regolare esecuzione. La chiusura contabile degli interventi e la preparazione della richiesta di saldo è prevista per il 30 giugno 2026, data ultima per effettuare i pagamenti. I soggetti beneficiari hanno potuto beneficiare di un'anticipazione pari al 30% del contributo, previa stipula di una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato del richiedente rimborso delle spese sostenute pari ad almeno un avanzamento dei lavori equivalente al 15% del contributo concesso. Su 445 progetti approvati con decreto dirigenziale 2028 del 31 maggio 2023, ad oggi gli interventi attivi sono 309, al netto dei progetti revocati, pari a 129. Numero 101 i progetti in corso di revoca e numero 6 i progetti esclusi. Per quanto afferisce più in dettaglio le risorse finanziarie, si rappresenta che sono state accreditate nel bilancio regionale le somme richieste al Ministero a titolo di anticipazione per complessivi 21 milioni. Nel merito di quanto riferito nell'interrogazione si rappresenta che, rispetto all'affermazione che ad oggi numerosi progetti sembrerebbero bloccati in quanto non è stata completata l'istruttoria tecnica, non sono stati erogati gli anticipi o non sono state ancora avviate le procedure di esecuzione, si replica e si rappresenta che sono stati emanati numero 328 decreti di liquidazione per un ammontare di 15 milioni e mezzo. Si sottolinea che ad oggi le pratiche risultano tutte lavorate. Si resta in attesa delle integrazioni documentali e richieste a mezzo PEC ai beneficiari, necessarie per la definizione degli ulteriori decreti di liquidazione.
Giova sottolineare che i beneficiari sono costantemente sollecitati e supportati in presenza e telefonicamente dai funzionari del servizio assegnati alla gestione dell'avviso in esame. Per quanto riguarda l'avvio di eventuali interlocuzioni con il governo nazionale, si replica che lo scrivente è stato costantemente in contatto con il Ministero della Cultura, cui mensilmente è inviato da parte degli uffici dipartimentali un prospetto di monitoraggio delle azioni. In relazione ai ritardi e alle motivazioni fornite dal Dipartimento dei Beni Culturali, risulta doveroso sottolineare, come è noto all'onorevole interrogante, la carenza di personale che attanaglia l'intera amministrazione regionale. Tuttavia, non può sottacersi che la liquidazione delle somme dovute ha risentito di svariati fattori quali la documentazione incompleta presentata dai beneficiari a corredo della richiesta di anticipazione o rimborso SAL, che ha dilatato oltremodo i tempi dell'istruttoria, le numerose proposte di variazione del quadro economico o di variante degli elaborati progettuali trasmessi dai beneficiari, il riaccertamento delle somme impegnate nel 2023 e il successivo riallineamento dei dati relativi al 2024 sul sistema contabile regionale Score, il riaccertamento dei residui attivi e successivo riallineamento dei dati che ha impedito lo stanziamento di ulteriori somme necessarie a integrazione dei contributi concessi in regime de minimis, resa necessaria a causa di erronee dichiarazioni rilasciate dai beneficiari in merito alla strumentalità del bene oggetto di Assessore, finanziamento. in caso se va votando, comunque all'onorevole Lavardera questa risposta poi verrà data anche scritta, se magari va nella parte conclusiva, così si fornisce la in conclusione, sì, grazie Presidente. Si fornisce in conclusione un riepilogo dettagliato sullo stato di avanzamento delle procedure. Progetti avviati 309, beneficiari che hanno presentato istanze di anticipazione o rimborso SAL 2,97, istanze di anticipazione e rimborso SAL/saldo 423, di cui 230 anticipazioni e 193 SAL, istanze liquidate 328, di cui 203 anticipazioni e 125 SAL, istanze lavorate in attesa di integrazioni documentali da parte dei beneficiari 40, istanze in lavorazioni 52. Un grazie sentito all'onorevole interrogante in conclusione per l'attenzione e per l'azione di impulso riservata a un tema molto strategico e delicato per l'ampia mole di risorse finanziarie impiegate e finalizzate alla tutela dell'architettura e del paesaggio rurale in Sicilia, assicurando al tempo stesso che ogni centesimo di euro sarà impiegato, confermando la piena disponibilità dello scrivente a proseguire in un quadro di collaborazione istituzionale nel comune interesse e per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, condivisa dalla comunità e da tutti. Grazie. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera, come si dichiara? Prego. Presidente, grazie Assessore, grazie anche per la parte finale. È una notizia che il Governo ogni tanto riconosce ai deputati dell'opposizione anche un ruolo propositivo nei confronti delle interrogazioni che facciamo, che non sono prodromo dei singoli deputati ma dell'interesse collettivo della Regione siciliana. Allora questa cosa è positiva e ringrazio l'Assessore per aver visto nella mia interrogazione la logica di dare un impulso affinché non si spenda, non si perda nemmeno un euro dei soldi pubblici. Ovviamente dopo la captatio benevolenza passiamo alla parte amara, perché è oggettivo che ci sono dei finanziamenti che ricordo essere cruciali per la nostra architettura, per i nostri beni culturali. Non so fin quanto tempo farà l'assessore o quando diventerà senatore. Io mi auguro che però prima che lei diventi senatore si possa in qualche modo ricordare che i fondi del PNRR, quasi 76 milioni, poi diventati 73 milioni, è un obbligo, noi dobbiamo spenderli, è un treno che passa una volta sola e poi non possiamo permetterci di poterlo perdere, anche perché, e poi lo vedremo nelle altre interrogazioni, con le condizioni dei parchi archeologici in Sicilia, ci sono dei parchi che sono in condizioni assolutamente disastrate. Allora io più volte ho fatto delle anche ispezioni nei parchi
di Ustica, di Termini Imerese, e ho visto che c'è una situazione veramente delicata, per non dire particolare. Per cui, posto che apprezzo la sua risposta e quantomeno l'intenzione nel volere cercare di non perdere un euro, mi ritengo però parzialmente soddisfatto, perché ritengo che il tema meriti una dovuta attenzione che finora c'è stata, ma non in maniera così approfondita, per cui quantomeno apprezzo che il Governo in qualche modo apprezzi che il senso delle interrogazioni è quello di stimolare e non certamente di soltanto denunciare. Grazie Assessore. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1804, interventi urgenti in ordine alla destinazione dell'area storica dell'ex Villa Deliella a Palermo, a firma dell'onorevole Lavardera. Prego Assessore. Sì. Preliminarmente si rappresenta al riguardo che la Villa Deliella, l'edificio e il parco annessi, opera dell'architetto Ernesto Basile, era stata a suo tempo sottoposta a dichiarazione di importante interesse ai sensi della legge 1089 del 939, con decreto ministeriale del 27 luglio 1954, impugnato in sede giurisdizionale e revocato con decreto ministeriale del 12 ottobre del 57, in quanto l'immobile non possedeva la vetustà di 50 anni indicata alla citata legge del 1939. Successivamente, con decreto ministeriale del 1959, veniva nuovamente apposto il vincolo di importante interesse artistico, anch'esso revocato con i decreti ministeriali del 12 giugno del 59 e del 18 novembre del 59, in quanto ancora non trascorso il cinquantennio previsto dalla legge. Con licenza concessa dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Palermo, e parliamo del 28 novembre del 59, la Villa Deliella veniva demolita. Nella suddetta area, ricadente a Palermo tra piazza Francesco Crispi, via Alfonso Borrelli, via Castriotta, via delle Croci, dove insisteva la demolita Villa Deliella, tuttora permangono alcuni manufatti quali la casa del custode e tratti di recinzione perimetrale. L'area della demolita Villa Deliella rappresenta un'emblematica testimonianza dello sfregio perpetrato in danno alla città nella nota vicenda del cosiddetto sacco di Palermo, speculazione edilizia che ha cancellato in un decennio gran parte del patrimonio storico architettonico cittadino. Il vuoto lasciato dalla demolizione della villa, inoltre, ha assunto negli anni il forte valore simbolico per l'intera cittadinanza della ferita culturale inflitta e nel contempo è monito civile per le nuove generazioni dell'importanza dei valori culturali da preservare. E per tali motivazioni, in proposito, si comunica che in merito all'avvio di procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolare importante dell'area di Villa Deliella, ai sensi dell'articolo 10,3 del decreto legislativo 42 del 2004, la Sovrintendenza di Palermo ha recentemente trasmesso al Servizio Tutela del Dipartimento relazione tecnica stralcio catastale con l'individuazione del bene, elenco delle ditte proprietarie e documentazione fotografica, nonché copia dell'avvenuta notifica del procedimento ai proprietari al Comune di Palermo. Si ritiene opportuno segnalare che nell'ambito della programmazione dei fondi FSC 21-27 è stato previsto il finanziamento dell'intervento denominato Itinerario del Liberty in Sicilia, Villino Ida Basile, Casa Museo di Ernesto Basile, per un importo pari a €1 milione. Le procedure relative allo stato di avanzamento della spesa risultano in fase attuativa avanzata. Tale iniziativa, pur non direttamente riferita a Villa Deliella di Palermo, testimonia l'interesse concreto del governo regionale verso la valorizzazione dello stile Liberty, configurandosi con un passo significativo verso una sua più ampia e organica promozione. In conclusione, si ritiene fondamentale evidenziare la volontà dello scrivente di destinare l'area in oggetto alla realizzazione di un progetto coerente con i principi di
tutela e valorizzazione del patrimonio urbano, sottolineando in particolare il valore culturale e collettivo del recupero del sito, in conformità con le disposizioni e con le norme vigenti, confidando nel prezioso sostegno dell'onorevole interrogante, che non mancherà di ovviamente sostenere la preziosa azione di valorizzazione dell'area storica ex Villa Deliella a Palermo e del patrimonio Liberty nel suo insieme. Grazie. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera, prego. Grazie Presidente, tutti questi complimenti non sono abituato, quasi quasi l'assessore forse vuole andare controcorrente, non lo sapevo, perché a questo punto tutti questi complimenti, nel senso, non è che alla fine della partita, se lei ci mette, come dire, il complimento, la storia, diciamo, a prescindere da tutto cambia. Il tema è serio, io apprezzo che lei lo abbia affrontato con la serietà che merita, e oggettivamente questa villa, che è in una fase che è la storia della nostra città, che è la storia di Palermo, e apprezzo che anche, insomma, lei abbia in qualche maniera riconosciuto che in quel finanziamento, anche se non è riconducibile direttamente a quella villa, possa in qualche modo essere finanziata. Io mi aspetto e mi auguro che da queste belle parole propositive, da questo intento poi si passi concretamente ai fatti, perché quella villa, che fa parte di una storia brutta della nostra città, di distruzione della nostra città, poi si possa passare alla fase operativa, e nella fase operativa di quella villa io sono ben contento di poter documentare che il Governo, nella persona dell'assessorato che lei sovrintende, possa in qualche modo dare la destinazione che a quella villa merita. Grazie, mi dichiaro soddisfatto. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1809, urgenti notizie in ordine alla criticità della gestione del sito archeologico della Villa Romana del Tellaro e del personale regionale assegnato, e ringrazio l'onorevole Lavardera. Questa interrogazione, Assessore, la trasformiamo in scritta e così poi la consegniamo direttamente all'onorevole. Sì. Andiamo all'interrogazione numero 1852, interventi urgenti alla prosecuzione delle indagini archeologiche incontrata manca presso Valle Lunga Pratameno nell'ambito dei lavori di raddoppio ferroviario previsti dal PNRR. Ringrazio anche qui l'onorevole Lavardera, e anche questa, Assessore, la trasformiamo in scritta e la consegniamo al collega. Andiamo all'interrogazione numero 1863, notizie urgenti in ordine allo stato di riqualificazione dell'area ove sorge Villa Deliella a Palermo è assorbita. Assessore, però le do la parola, onorevole Schillaci, prego. Grazie Presidente, anche perché questo è un tema a me molto caro, perché l'assessore lo sa, il tema di Villa Deliella è un tema che mi coinvolge particolarmente a partire già dalla scorsa legislatura, perché abbiamo fatto una serie di interrogazioni diverse, 3 addirittura nell'arco tra la scorsa legislatura e quella odierna. Quindi noi siamo contenti in parte della risposta che ha dato l'assessore, che quindi attuerà la delibera 177 del 2021, dove si era dato già un atto di indirizzo da parte di questo governo regionale su un interesse particolare. Però nell'arco del tempo gli interessi sono mutati. Naturalmente abbiamo salvato l'idea di trasformare quell'area e riportarla ad un'area commerciale, addirittura di un parcheggio, quindi abbiamo scongiurato, dopo l'attenzione anche dei media, di quella destinazione, quella triste destinazione. Tuttavia, vero è che abbiamo questo finanziamento dell'FSC che prevede un intervento particolare sul villino Ida, però l'assessore sa bene che abbiamo agli atti un disegno di legge di largo respiro che prevede l'istituzione del percorso Liberty a Palermo e nella regione siciliana. Quindi, Assessore, visto e considerato che l'hanno quasi paragonata allo yogurt, cioè in scadenza, prima che lei vada via, dia questo segnale alla città di Palermo e all'intera Sicilia. Provi e mi aiuti ad approvare questo disegno di legge, che è cosa buona per Palermo e per l'intera Sicilia, perché con la cultura si fa davvero economia ed è uno strumento, un volano economico incredibile.
quindi mi aiuti ad approvare il disegno di legge, perché è un percorso più ampio. Grazie onorevole Schillaci. Andiamo all'interrogazione numero 1889, notizie urgenti in ordine allo stato di abbandono e della custodia inadeguata di reperti archeologici presso il villaggio preistorico dei Faraglioni, sito ad Ustica. A prima firma dell'onorevole Lavardera. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Allora, al riguardo si rappresenta preliminarmente che il Parco archeologico di Mera, Solunto e Iato include il sito dell'isola di Ustica, con l'annessa area archeologica del villaggio preistorico dei Faraglioni, Museo Padre Carmelo Seminara. Ad Ustica, inoltre, il deposito temporaneo sono esposti materiali di proprietà della regione siciliana provenienti dal villaggio preistorico e dei Faraglioni e dagli scavi archeologici effettuati nell'isola. Essi infatti trovano allocazione rispettivamente nel Museo Civico ubicato nella Torre Santa Maria e nel Museo Padre Carmelo Seminara, ubicato nei locali denominati Casa Carabozzello e Fosso ed Orto, nel complesso dei Cameroni di Largo di Guardia, immobile ubicato nel centro storico di Ustica. Oltre al sito archeologico di Ustica, afferiscono al Parco archeologico di Mera, Solunto e Iato il sito di Mera con annessa l'area archeologica della città di Alta, l'Antiquarium, Museo Pirro Marconi, il Tempio della Vittoria dislocati nei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano e Cerda, il sito di Solunto, il sito di Iato con l'area archeologica dell'Antiquarium ex Casa Dalia e nei comuni di San Giuseppe Iato, San Cipirrello e Monreale, il sito di Marineo, il sito di Cefaladiana, il sito di Roccamena, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto appena dichiarato per affermare che l'ampia articolazione territoriale del Parco archeologico di Mera, Solunto e Iato richiede un'attenta programmazione degli interventi gestionali di salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione, la cui attuazione risulta particolarmente gravosa, tenuto conto che i siti archeologici sono molto distanti tra di loro, distribuiti in diverse località della provincia di Palermo. Ustica, il sito archeologico di Ustica, rientra nel ragionamento appena esposto. Nel merito dell'atto parlamentare ispettivo, preme rilevare che la realizzazione degli interventi urgenti per mettere in sicurezza i reperti archeologici presenti nel villaggio preistorico dei Faraglioni e le misure concrete per la custodia e la conservazione di tali reperti hanno costituito l'asse fondante dell'azione gestionale dell'ente parco, limitatamente all'isola di Ustica, volta a garantire un ambiente sicuro e controllato per prevenire danni causati da condizioni ambientali sfavorevoli attraverso anche specifici interventi manutentivi nei corpi di fabbrica che custodiscono i reperti. L'adozione di specifiche misure di sicurezza sono state improntate ad evitare furti o manomissioni attraverso il ripristino del sistema di videosorveglianza con numerose telecamere che inquadrano l'ingresso principale dell'area demaniale, ingresso lato mare, ingresso lato cimitero e i corpi di fabbrica, l'accesso ai depositi con il monitoraggio continuo da remoto. L'ampiezza del patrimonio costituito da migliaia di frammenti ceramici conservati nei depositi ha reso difficoltosa la quantificazione, sia per la complessità che per i costi elevati, che pur in condizioni di carenza di personale adeguato costituisce obiettivo fondamentale dell'attività dispiegata dall'ente parco. Del resto, le forze armate, le forze di polizia e i carabinieri presenti nell'isola di Ustica hanno riferito che mai sono stati segnalati furti di materiale archeologico né la presenza di tombaroli e atti di vandalismo sia nel museo che nel villaggio preistorico che nell'intera isola di Ustica. Non sono da trascurare quindi gli interventi manutentivi a carattere d'urgenza che sono in corso di realizzazione nel sito di Ustica e in particolare sia nel Museo archeologico Padre Carmelo Seminara che nell'area archeologica Villaggio preistorico dei Faraglioni. C'è stata la massima incondizionata disponibilità da parte dello scrivente, sappiamo bene e ringrazio, ma non perché
se si ringrazia l'onorevole interrogante c'è un secondo fine, ma solo per testimoniare l'impulso che spesso e volentieri arriva dall'Aula e dagli onorevoli, che cercano di perseguire sempre il bene comune e nel contempo cercano di fare quadrato al fine di migliorare quello che viene dettato dal Codice dei beni culturali, ovvero la tutela, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio. L'onorevole interrogante ha trovato sicuramente l'assessore Scarpinato pronto a rispondere e l'intervento successivo ho chiamato personalmente il nucleo tutela patrimonio beni culturali, a testimonianza che l'impulso che arriva dall'Aula e dagli onorevoli è sempre non solo ricevuto senza un secondo fine, ma viene accolto di buon grado, perché tutti noi abbiamo solo un fine ultimo, quello di rendere grande la terra di Sicilia. Grazie. Grazie Assessore. Prego, onorevole Lavardera. Sì, grazie Presidente, ma mi auguro che i vertici di Fratelli d'Italia non stiano vedendo questa seduta, altrimenti veramente spediscono Scarpinato al Senato. Detto questo, il tema, a parte la battuta, lei ricorda, Assessore, che il 24 maggio, lo ricorda, sono andato ad Ustica, l'ho chiamata e ho trovato una situazione veramente incredibile. I reperti del museo sostanzialmente custoditi da un frigorifero in una finestra aperta, spalancata, distrutta, reperti storici che rappresentano la storia della nostra regione, che ovviamente è una storia che porta con sé ovviamente dei reperti di pregio assoluto, e trovandomi lì ad Ustica e toccando con mano che questi reperti erano veramente alla mercé di potenziali malintenzionati che in qualche modo potevano entrare in quei uffici che, ribadisco, erano custoditi da un frigorifero, una finestra e una porta aperta. Chiunque poteva entrare, chiunque poteva ovviamente farne di quei reperti cosa volesse. Ho immediatamente chiamato, vero, lei mi ha risposto, ha mandato sull'isola il buon direttore del parco, che sostanzialmente ha appreso, insieme con i carabinieri, il nucleo tutela anche patrimonio dei carabinieri, hanno appreso la situazione di estrema difficoltà in cui si trovava quel parco, che, ricordo, ancora non aveva le telecamere nemmeno attivate, quindi apprendo dalla sua viva voce che c'è un lavoro anche o che comunque siano forse già attive, non ho capito bene se addirittura sono già pronte o sono già attive. C'è un tema però, che al di là della pericolosità di reperti lasciati alla mercé di tutti, c'è un fatto ineluttabile che è presente. Quel parco oggi è chiuso, quel parco oggi non è fruibile alla cittadinanza, quel parco gli usticesi non possono viverlo, e lo dico per ovviamente contezza, avendo il nostro capogruppo in Consiglio Comunale Diego Altezza, che ogni giorno, vivendo il territorio, mi racconta delle difficoltà di poter fruire, perché i beni archeologici, caro Assessore, non servono soltanto per essere conservati dentro gli scaffali. I beni devono essere elementi per cui il nostro turismo in qualche modo può visionarli e vivere attraverso quelle comunità, far vivere quei parchi. Però purtroppo, al di là della risposta pronta, che le riconosco nel risolvere il problema, manca, a mio avviso, una strategia complessiva di come far vivere quei parchi. Manca una strategia complessiva di come far diventare attrazione concreta cose che in altri paesi del mondo, mi permetto di dire, con meno reperti, diventano oggetto di grandi flussi turistici perché se le sanno vendere bene. Io l'impressione che ho è che noi siamo quasi intorpiditi dalla bellezza e siamo quasi ormai siamo abituati. Ecco, il tema vero è che noi non dobbiamo abituarci alla bellezza, perché quando ci abitueremo alla bellezza architettonica, archeologica, paesaggistica del nostro paese, non valorizzeremo più le cose che abbiamo. Il compito della politica è valorizzare, affinché ci possa essere un indotto economico, turistico e sociale che parta anche dalla rivalutazione dei parchi. E ovviamente non posso, secondo me, a mio avviso, Assessore, ribadire, e questo poi lo vedremo nell'altra interrogazione, perché sembra che oggi abbiamo le interrogazioni appuntate e poi fondamentalmente arriveremo anche a quella dei Termini Imerese. Io ho avuto modo di toccare con mano che questo direttore del parco è un direttore che, a mio avviso, e lo ribadisco in quest'Aula, non è all'altezza di ricoprire il ruolo che lei le ha affidato. Lo dico in quest'Aula, parrebbe addirittura che i Vigili del Fuoco, dopo, come dire,
visita fatta a Termini Imerese abbiano irrorato una sanzione proprio a quel parco di Termini Imerese, perché sostanzialmente non era, come avevamo scoperto noi, non aveva nemmeno gli estintori in regola, erano tutti quanti scaduti. Davanti a questa situazione, dove addirittura poi lo vedremo, perché voglio ascoltare la sua voce, come risponde al fatto che abbiamo scoperto che in quel parco pascolavano delle vacche appartenenti a una nota famiglia mafiosa di quel quartiere, alla famiglia Baratta, che aveva dei parenti e ha dei parenti, diciamo, di un certo spessore mafioso in quella città. Cosa ha fatto quel direttore del parco? Secondo il nostro avviso e secondo questo modesto deputato, nulla, e sostanzialmente non è in grado di gestire, come diceva bene lei, l'ampiezza di un parco che è enorme, che è vero che ha poche risorse, io non lo metto in discussione, ma il vero tema della vicenda, e chiudo, è che noi lasciamo che a gestire i parchi archeologici in Sicilia siano gli agronomi, ma non, con tutto rispetto per gli agronomi, i geometri, gli architetti. Noi dobbiamo far gestire i parchi archeologici da coloro i quali conoscono il tema, gli archeologi, coloro che hanno fatto esperienza di lavoro, hanno preso delle lauree, hanno preso dei master. Non possiamo far vivere quei ruoli come ruoli politici di sottogoverno in risposta ai partiti, perché se ci troveremo a dare quei ruoli, e concludo, secondo quella logica spartitoria politica, ci troveremo davanti a soggetti che intendono e sovrintendono i parchi e che quei parchi, anziché valorizzarli, li distruggeranno. E quindi in questa risposta purtroppo non può che trovare il mio essere assolutamente non favorevole, e quindi non sono assolutamente soddisfatto. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1927, interventi urgenti per il riconoscimento e la reintroduzione reintegro del profilo di funzionario direttivo antropologo nella Regione Siciliana e per la tutela dei diritti dei disabili nel collocamento mirato, alla luce della carenza di personale specializzato, delle recenti esternalizzazioni e delle sentenze favorevoli in materia di riserve obbligatorie. A prima firma dell'onorevole Lavardera. Prego, questa la trasformiamo in scritta, la ringrazio onorevole Assessore, questa la trasformiamo in scritta e la consegniamo all'onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1965, interventi urgenti in merito alla situazione riguardante il ritrovamento, la custodia ed il recupero del relitto archeologico Marausa 2 e chiarimenti sul mancato riconoscimento del premio di reinvenimento al signor Francesco Brascia, a firma dell'onorevole Lavardera. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. In proposito si forniscono qui di seguito gli elementi informativi acquisiti per il tramite degli uffici dipartimentali in ordine ai requisiti formulati dall'onorevole interrogante. Si rappresenta preliminarmente che l'onorevole Cristina Ciminisi, unitamente ad altri parlamentari, aveva già presentato con l'interrogazione 438 del 2023 una richiesta di chiarimenti in merito alle iniziative volte alla promozione, valorizzazione e musealizzazione del relitto di nave romana Marausa 2 rinvenuto in località Marausa. Nella considerazione che detta interrogazione, la numero 438, proponeva almeno in parte alcune delle questioni nuovamente sollevate con l'interrogazione oggetto dell'odierna trattazione, si rinvia al testo di risposta già fornito. Passando all'interrogazione, cui lo scrivente oggi è chiamato a rispondere, si rappresenta che il comprensorio archeologico dello Stagnone, in prossimità della fascia costiera di Marausa, ha restituito nel 1999 il relitto definito Marausa 1, l'imbarcazione interamente scavata, documentata, recuperata e restaurata nel 2000 e il 2019. Si trova musealizzata presso il Museo archeologico del Parco di Marsala Lillibeo, già custode della maggior parte dei reperti di provenienza subacquea di quel territorio. Successivamente, nel luglio 2020, nello stesso tratto di mare ormai di conclamato e riconosciuto interesse archeologico e già oggetto di altre segnalazioni, il signor Francesco Brascia, subacqueo locale in attività di snorkeling, segnalò la presenza di pochi frammenti anforici e di alcuni elementi lignei a poche centinaia di metri dal sito del relitto Marausa 1,
come da denuncia presentata dallo stesso signor Brascia alla Guardia Costiera di Trapani il 13 luglio 2020. Nell'agosto dello stesso anno la Soprintendenza del Mare, sebbene il sito fosse già conosciuto per la presenza di altre evidenze archeologiche già segnalate, di cui in seguito si riferirà, condusse un primo sondaggio che confermò la presenza di evidenze lignee e ne dispose la messa in sicurezza mediante la copertura con oltre 100 sacchi di sabbia in attesa di un intervento sistematico. L'amministrazione regionale, consapevole del valore del patrimonio culturale sommesso, individuò in tempi rapidi le necessarie linee di finanziamento a valere sul già esistente Patto per il Sud 14-20 e, grazie alle competenze specifiche della Soprintendenza del Mare, fu predisposta una rimodulazione organica del progetto di valorizzazione del comprenso archeologico dello Stagnone denominato Patto per il Sud 14-20 Marsala-Mozia, promozione, gestione e conservazione del patrimonio sommerso dello Stagnone di Maralza. In tale modo fu aggiornato il progetto, includendo anche il recupero del relitto in un unico piano operativo, così da attualizzare virtuosamente la valorizzazione del comprensorio alle ultime scoperte archeologiche. Sebbene uno scavo archeologico, soprattutto subacqueo, comporti inevitabili margini di incertezze che rendono impossibili programmare con assoluta precisione le fasi successive di restauro, fruizione e la valorizzazione dell'esperienza ultraventennale della Soprintendenza del Mare, riconosciuta a livello europeo come eccellenza del settore, ha consentito di elaborare un progetto dettagliato e tecnicamente puntuale. Nel merito si precisa che il progetto prevedeva la valorizzazione del comprensorio dello Stagnone, non sulla base di attuali confini intercomunali. Si ricordi che il comune di Misiliscemi è stato istituito solo nel 2021 e pertanto in data successiva alla progettazione, bensì sulla base della definizione del piano paesaggistico territoriale che all'articolo 28 recita testualmente: compreso tra la foce del Birgi e Capo Boeo. Lo Stagnone è parte di un antico altopiano alluvionale parzialmente colmato. Esso filtra il passaggio tra terra e il mare aperto, tra la Sicilia e le Egadi, e inoltre obiettivi di qualità paesaggistica sono la valorizzazione e il miglioramento della fruizione delle aree archeologiche. In tal modo una fonte ufficiale ha chiarito inequivocabilmente che lo Stagnone di Marsala inizia verso nord alla foce del fiume Birgi, la foce storica del fiume Birgi si trova esattamente, così come da ricerche di Wikipedia, esattamente incontrata a Marausa. Alla luce di quanto sopra si ritiene aver chiarito come la località di Marausa è parte integrante dello Stagnone di Marsala, avendo risolto senza tema di smentita il quesito presentato come grave anomalia amministrativa nell'interrogazione, dove sembrerebbe ipotizzarsi che l'ambito marino di Marausa non rientri nelle definizioni geografico-territoriali dello Stagnone di Marausa. Ciò precisato, il 15 giugno 2023 sono state avviate le operazioni di recupero del relitto Marausa 2, denominazione attribuita secondo la prassi archeologica e amministrativa in base al toponimio del luogo di ritrovamento, sotto la direzione scientifica e archeologica subacquea responsabile della Soprintendenza del Mare del progetto e con il supporto dell'impresa aggiudicataria dei lavori. Concluse le operazioni di scavo e documentazione con l'adozione delle tecnologie più avanzate, si è proceduto alla progettazione dell'operazione di recupero. L'evento ha rivestito eccezionale rilevanza poiché per la prima volta nel Mediterraneo è stata realizzata con successo una complessa operazione di recupero e trasporto via mare mediante la realizzazione in situ di un esoscheletro strutturale che ha consentito il sollevamento e il mantenimento, il galleggiamento dell'intera imbarcazione, presentando del tutto una struttura originaria della stessa e senza dover procedere al suo smontaggio. Si è trattato di un'operazione di altissima tecnologia progettata nei minimi particolari e confortata anche dal parere di un docente di idrodinamica dell'Università di Palermo, eseguita magistralmente dalla ditta aggiudicataria con la sorveglianza continua dei tecnici della Soprintendenza del Mare. Il relitto così protetto è stato riportato in superficie dopo circa 1800 anni mediante palloni di sollevamento e cassoni,
per poi essere trainato al largo e condotto fino al porto di Marsala. L'operazione, autorizzata e scortata dalla Capitaneria di Porto di Trapani e Marsala, ha comportato un tragitto di circa 12 ore con costante monitoraggio subacqueo e assistito continuamente e attivamente dalle imbarcazioni della Guardia Costiera. L'imbarcazione utilizzata per le operazioni di traino è stata selezionata a seguito di approfonditi confronti tra la ditta lavori e la direzione tecnica della Capitaneria di Porto. La scelta è stata effettuata valutando attentamente le caratteristiche di dislocamento e la capacità di mantenere una velocità di traino costante inferiore a un nodo e mezzo, parametro ritenuto essenziale al fine di evitare qualsiasi rischio di danneggiamento del relitto durante il trasferimento. Nel corso della valutazione, né le imbarcazioni di proprietà della Capitaneria di Porto, che si era proposta ad effettuare il traino con mezzi propri, né il rimorchiatore menzionato nell'interrogazione hanno dimostrato di possedere requisiti tecnici adeguati a garantire la salvaguardia del bene nel corso del trasporto. L'unità prescelta è risultata essere il Merendero, di proprietà della società Blue Tech Diving, con sede a Marettimo, la quale ha ottenuto sia l'approvazione tecnica dell'ente certificatore per lo svolgimento dell'operazione di traino, sia l'autorizzazione formale della Capitaneria di Porto. Giunto al porto di Marsala, il relitto è stato sottoposto a delicate operazioni di allaccio e successivamente trasferito mediante trasporto eccezionale terrestre con la scorta della Polizia Municipale fino al Museo Archeologico Bagli Anselmi, dove è stato collocato in una grande vasca appositamente realizzata per la desalinazione in acqua dolce e il consolidamento preliminare del restauro. Grazie alla collaborazione del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, tali operazioni sono state svolte sotto una tendostruttura temporaneamente appositamente collocata nell'atrio interno dello stesso, trasformato per l'occasione in un laboratorio aperto inserito nel percorso museale, che ha innescato positive ricadute sia nell'offerta espositiva sia sul coinvolgimento delle comunità locali. Si ricorda che sono state organizzate anche 2 giornate dal FAI che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone e di numerose scolaresche. Il primo mese ricordo che sono arrivati 800 bambini a guardare questa meraviglia. Confortantemente alla best practice, la Sovrintendenza del Mare ha garantito la conservazione del relitto in un ambiente protetto, vigilato H24 all'interno dell'area recintata del parco e dotato di sistemi di videosorveglianza e custodia. Tutto ciò premesso, ancora prima dell'avvio dei lavori, la Sovrintendenza del Mare, per il tramite del direttore dei lavori, ha attivato un ampio network di collaborazione con enti di eccellenza regionale, nazionali e internazionali per le fasi di diagnostica, consolidamento e restauro. In particolare, la collaborazione col Parco Archeologico, accordi scientifici con il Museo delle Navi Antiche di Pisa e il relativo centro di restauro del legno bagnato, accordo con il Centro regionale per la progettazione e il restauro, Andiamo alla fine? In merito alla ipotizzata attività di sorveglianza posta in essere dal signor Brascia in presunta assenza di vigilanza pubblica adeguata, non risulta che allo stesso, né tantomeno ai membri della sua famiglia, sia mai stato chiesto da parte della Sovrintendenza del Mare di svolgere attività di sorveglianza sul cantiere di scavo che, giusta normativa sugli appalti, era in consegna e sotto la diretta responsabilità della ditta appaltatrice. Quest'ultima aveva regolarmente recintato la porzione terrestre del cantiere stesso e l'aveva dotato di un sistema di videosorveglianza autonomo e indipendente, mentre nella parte marinara aveva segnalato l'area di intervento mediante apposite boe, conformemente all'ordinanza di interdizione emessa dietro apposita richiesta della Sovrintendenza del Mare e della Capitaneria di Porto. A conferma di ciò si richiamano le sporadiche comunicazioni e le relative chat intrattenute con la direzione lavori sono state agli atti della Sovrintendenza inviate durante ore notturne dallo stesso signor Brascia al direttore tecnico e alla direzione lavori per segnalare attività estranee al di fuori del cantiere perimetrato, ad esempio presenza di piccole imbarcazioni da pesca, la cui attività non ha comunque mai in nessun modo arrecato danno, turbativa e quant'altro. L'eventuale attività di vigilanza posta in essere motu proprio dal signor Francesco Brascia
esterna alla recinzione dell'area di cantiere anche a lui interdetta deve pertanto ritenersi del tutto volontaria e ovviamente non richiesta, oltre che arbitraria, viste tutte le diligenze poste in essere dalla ditta appaltatrice e dalla stessa Sovrintendenza del Mare, non in ultimo mettendo a conoscenza delle attività il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri. Si ritiene pertanto di poter del tutto tranquillizzare l'onorevole interrogante circa la presunta assenza di vigilanza pubblica adeguata. In merito al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica al signor Brascia, si precisa che l'amministrazione regionale non ha mai avanzato alcuna proposta in tal senso e conseguentemente non è a conoscenza né di soggetti proponenti né delle motivazioni adottate a sostegno della nomina. Del tutto superfluo ricordare a tal proposito che ai sensi del Codice dei beni culturali le ricerche archeologiche e più in generale le attività finalizzate al rinvenimento di beni culturali in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi i fondi marini, sono di competenza esclusiva dell'assessorato regionale dei beni culturali. Chiunque rivenga fortuitamente beni culturali è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore alle autorità competenti, l'articolo 88 e 90 del Codice. Obbligo di denuncia talmente stringente che l'omissione della segnalazione nei termini prescritti comporta una sanzione penale pari all'arresto fino a 1 anno e l'ammenda a 310 euro da 310 ai 3.099, così come analoga sanzione è prevista per chiunque svolga ricerche archeologiche o comunque operazioni di recupero di beni culturali senza prescritta autorizzazione. Articolo 175 del Codice. Il Codice prevede, con finalità di incentivo al senso civico, che l'amministrazione possa riconoscere allo scopritore fortuito un premio non superiore a 1/4 del valore del bene rinvenuto, riconoscendo che non si estende tuttavia al semplice segnalatore o allo scopritore che abbia fatto ricerca volontaria, né è dovuto a chi abbia effettuato ricerche lungo i fondali marinari senza le necessarie autorizzazioni. Questo è l'articolo 92. Alla luce di tali disposizioni si noti come il comportamento del signor Brascia, pur riconoscendone il valore in termini di collaborazione e di tempestiva segnalazione di un bene culturale all'interno di un contesto archeologico già noto, rientri tra gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dove il senso civico è debitamente compensato nei casi rigidamente normati e che devono essere applicati in modo imparziale nei confronti di tutti gli scopritori che negli anni hanno contribuito alla segnalazione di siti culturali subacquei. Nel caso specifico dello specchio d'acqua di Marausa, già inserito nel piano paesaggistico territoriale, l'interesse archeologico dell'area è già noto da oltre 20 anni alla comunità scientifica, oltre che a quella locale. Infatti, in seguito al rinvenimento nel 99 del relitto Marausa 1, segnalato dai signori Di Bono e D'Amico, sono stati individuati negli anni precedenti anche un vasto arenale di dispersione di ceramiche e di una banchina palificata di età romana, situata nei pressi della paleofoce del fiume Birgi. In particolare il punto esatto del rinvenimento del relitto Marausa 2 era già noto negli anni 2000 per la presenza di alcune lastre litiche semisommerse, segnalate sempre dal signor Di Bono e D'Amico, ben prima della comunicazione del signor Brascia. Tale circostanza è documentata anche da una pubblicazione dell'ingegner Gaetano Lino, già dirigente presso la Sovrintendenza del Mare, del volume Sebastiano Tusa, Una vita per la cultura, dove l'autore riporta testualmente il luogo e il rinvenimento del relitto Marausa 2, era noto sin dall'anno 2000, per la presenza di alcune lastre litiche. Assessore, se possiamo andare magari alla parte finale, poi comunque questa sarà consegnata in maniera scritta al collega e a chi ne volesse poi prenderne visione. Però io direi di andare magari all'ultimo pezzo, magari nella parte finale dell'interrogazione. La parte finale, ci sono una serie di cose, si auspica che le informazioni qui fornite risultino esaustive ai fini del riscontro all'interrogazione in oggetto, contribuendo altresì a dissipare ogni possibile incertezza circa la correttezza e la tempestività delle operazioni condotte dalla Sovrintendenza del Mare, dalla scoperta del relitto fino alle successive attività di scavo, nonché in ordine all'ipotizzato disinteresse agli ulteriori interventi di restauro e musealizzazione, così come si ritiene fugato ogni dubbio in merito alla presunta marginalizzazione del signor Francesco Brascia.
Grazie Assessore. Onorevole Lavardera, come si dichiara? Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, Assessore, posto che è fuori di dubbio che sulla vicenda ampiamente si è occupata la collega Ciminnisi con diversi atti parlamentari, e il tema è uno, perché le ho anche fatto io questa interrogazione. Il signor Brascia, che non conoscevo, un paio di mesi fa mi ha raggiunto qui in Parlamento raccontandomi questa vicenda relativamente al fatto che da una parte abbiamo il Presidente della Repubblica che gli conferisce l'ordine al merito della Repubblica Italiana, e da una parte abbiamo la Regione Siciliana che non solo non gli dice manco grazie, ma fondamentalmente gli dice: guarda, è colpa tua quasi se l'hai trovato sto bene, no? Cioè, è questo l'elemento strano, Assessore. Abbiamo un cittadino siciliano che fa il suo dovere, per carità, nessuno lo vuole elevare ad eroe o a miticizzare, però se da una parte abbiamo il Presidente della Repubblica che gli dà una onorificenza, e lei, uomo delle istituzioni, sa quanto è importante questa onorificenza, come è possibile che non le è venuto in mente di chiamare su creature nel suo ufficio, quantomeno gli fa una targa, quantomeno gli dà un riconoscimento? Cioè, questo chiede questo signore, posto che a mio avviso dovrebbe essere anche riconosciuta anche un indennizzo, lo dice la legge. Poi il signor Brascia farà benissimo a fare le sue cause, a intentare le cause contro la Regione, perché la legge è che parla chiaro: se tu scopri un relitto hai anche il diritto ad avere un emolumento. Ma posto che poi si vedrà rispetto alla pecunia la particolarità, ma io dico, come atto politico, Assessore, come atto politico, questo signore chiede semplicemente che la Regione gli dica: bravo, quantomeno sei stato cittadino modello, ma lo faccia, non le costa nulla. Cioè, io lo dico veramente in senso anche quasi, le do un consiglio comunicativo quasi, no? Cioè, io dico, ma se lo chiami questo signore, vada lì, gli stringa la mano, gli dica complimenti, grazie perché ti sei reso utile. Cioè, questo lamenta il signor Brascia, che nemmeno è stato considerato, e quasi è diventato un problema il fatto che lui quasi abbia fatto la guardiania e abbia svolto il suo dovere. Questo è l'elemento, diciamo, di interesse pubblico. Poi ovviamente tutta la vicenda, che è complessa, che è composita, che anche giustamente rispetto ai soldi e come sono stati spesi rispetto a questa vicenda, è una vicenda che giustamente merita un approfondimento, e la ringrazio per la risposta, e prenderò tutto il carteggiamento e ovviamente lo approfondirò. Però mi ritengo in questo parzialmente soddisfatto e le chiedo di prendere un impegno in quest'Aula. Lo sarò pienamente soddisfatto quando la vedrò incontrare il signor Brascia. Questo impegno questo Assessore lo può prendere davanti a quest'Aula? No, un attimo. Tanto la prossima è la mia interrogazione, Sì, se vuole mi può rispondere esatto, a questa, perfetto. sennò poi il Presidente si offende. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1981. Urgenti interventi in merito alle carenze nella gestione del Parco archeologico di Mera, Solunto e Iato, e accertamenti su un'autorizzazione ad un soggetto con parentele mafiose, a firma dell'onorevole Lavardera. Prego, Assessore. Onorevole Lavardera, intanto le dico che l'assessorato ai beni culturali non ha contezza rispetto alla concessione di un'onorificenza che ho pure io, perché le motivazioni, lei lo sa, attengono a un percorso particolare che sostanzialmente non va ad incrociare invece quello che la Regione Siciliana piuttosto che l'assessorato ai beni culturali fa. Sarà mia cura domani fare una telefonata, perché io non lo conosco e non lo sapevo. Io so solo che abbiamo risposto a un'interrogazione, così come è nostro dovere, perché ognuno di noi ha un obbligo e noi dobbiamo dare seguito e risposte certe, sicure e documentate agli onorevoli interroganti che si prodigano in tal senso. Tornando all'interrogazione, quindi già da domani io lo chiamerò. Adesso mancano i numeri di telefono, ma li troverò. E allora, sulla scorta di quello che ha detto il Presidente, cercherò di andare un attimino più spedito rispetto all'ultima interrogazione, sempre a firma dell'onorevole Lavardera. Ho fatto una disamina indicando i vari siti che sono afferenti al nostro parco, e entrando nel merito, dopo questa necessaria introduzione ci si può addentrare nell'analisi specifica,
trattando i punti cruciali dell'atto ispettivo. E si rappresenta che nella considerazione dei vantaggi derivati dal pascolo degli animali, limitatamente al diserbo dell'area data in concessione, attività che a tutt'oggi, a causa dell'esiguità delle risorse di cui dispone il parco, si riesce a effettuare con notevoli difficoltà, è ritenuto altresì che il pascolo degli animali è inteso come un'ulteriore attività di diserbo ecologico sostenibile e rispettosa dell'ambiente, sebbene effettuata in un'area di interesse archeologica non ancora scavata. È stata rinnovata l'autorizzazione a titolo oneroso per la durata di anni 3 per l'utilizzo dei pascoli dei terreni proprietà dell'ex Artese ricadente nell'area archeologica di Mera. A tal fine è stata acquisita la certificazione sanitaria del bestiame rilasciata dall'ASP di Palermo, nonché la polizza assicurativa, oltre che il canone del pascolo pagato in un'unica soluzione. Con riguardo alla presunta appartenenza della concessionaria ad organizzazioni mafiose, è stata immediatamente sospesa in autotutela la concessione di pascolo e sono stati richiesti al contempo alla Procura della Repubblica di Termini Imerese il certificato all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato, il certificato carichi pendenti e il certificato casellario giudiziario, che hanno fornito rispettivamente i seguenti esiti: nulla, non risultano carichi pendenti, nulla. Si elencano i provvedimenti specifici posti in essere alla direzione del Parco archeologico per una gestione efficace del sito, volta a garantire la tutela e la conservazione e a promuovere la conoscenza e la valorizzazione. Sicurezza del sito, installazione di sistemi di sorveglianza, collegamento con l'antiquario, presenza H24 di personale addetto, rafforzamento della recinzione, realizzazione della staccionata, conservazione della manutenzione, controllo e gestione della vegetazione, regolare rimoluzione della vegetazione infestante, monitoraggio dello stato conservativo, accessibilità, sostenibilità, promozione e la valorizzazione del sito culturale. Questi provvedimenti integrati rappresentano un percorso strategico per la tutela e la valorizzazione del sito di Mera, assicurandone la conservazione nel tempo e favorendone una fruizione responsabile e consapevole. A tal proposito è stato costituito un gruppo di progettazione riguardante il ripristino della funzionalizzazione e della valorizzazione dell'area archeologica della città alta. Trattando i possibili danni ai reperti causati dal pascolo, si rappresenta che durante il sopralluogo del 28 maggio 2025 nell'area concessa al pascolo, alla presenza anche del coordinatore del servizio di fruizione di tutela e vigilanza del sito, non sono state riscontrate criticità nell'area archeologica. Nessun danno pertanto è stato causato dal pascolo. Si sottolinea ulteriormente che il pascolo degli animali è stato effettuato in un'area di interesse archeologico ma non ancora scavata e che la finalità della concessione è stata di effettuare un diserbo ecologico sostenibile e rispettoso dell'ambiente, ovviamente all'esiguità delle risorse di cui il parco dispone. Considerata la grandezza dell'area archeologica estesa a circa 100 ettari, riesce ad effettuare il diserbo meccanico e manuale solo nelle aree ritenute prioritarie. Per la rimozione delle sterpaglie si rappresenta che sono stati effettuati interventi di diserbo che hanno garantito le normali fruizioni del sito, la realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni estive, l'incomunità del pubblico e del personale in servizio. Andando avanti. Nel periodo che va dal mese di luglio al mese di agosto dell'anno scorso è stato effettuato un altro intervento di diserbo avvalendosi degli operai dell'ente sviluppo agricolo, ripassando le aree a ridosso dell'antiquario nella strada comunale che si diparte dalla statale 113 e costeggia l'area archeologica della città alta, un importante canneto tra la 113 e l'area del Tempio della Vittoria. Ed ancora tutta l'area del Tempio della Vittoria, dove sono state trovate il Museo Pirro Marconi e bonificato il giardino di agrumi posto a ridosso del Museo Pirro Marconi. Non lo dovrei dire perché lei ha detto no, ma io glielo ridico, un ringraziamento conclusivo va rivolto all'onorevole interrogante, certo che si è reso protagonista nel sostenere nel corso delle recenti lavori parlamentari l'approvazione della legge di stabilità e bilancio per l'anno 2026, laddove sono stati inseriti specifici interventi finanziari a sostegno dei parchi, in particolar modo dei cosiddetti parchi minori. Grazie Presidente.
Grazie Assessore. Onorevole Ardella, si ritiene soddisfatto? Prego. Presidente, allora, questa interrogazione riguardava un fatto che oggettivamente merita una riflessione ampia sul senso dell'opportunità dell'amministrazione regionale di contrarre un contratto, perché al di là delle sterpaglie, del non sterpaglie, il fatto che delle mucche possano pascolare sui reperti archeologici, questo fa sempre riferimento all'idea complessiva che si ha della gestione dell'arte e della cultura, dell'archeologia della nostra terra. C'è l'idea che la Regione Siciliana ha di custodire i reperti archeologici e farci, scusi il termine improprio di questo Parlamento, farci cagare le vacche sui reperti archeologici. Questo è tecnicamente quello che accade in quella roba lì. Allora il tema è uno, Assessore, io avevo fatto una interrogazione nella quale dicevo sostanzialmente c'era un contratto posto in essere con l'allora direttore Domenico Targia in favore della signora Elisa Baratta. Leggo testualmente perché è importante essere precisi. Approfondendo emergeva un dato gravissimo: la signora Elisa Baratta risulta essere figlia del signor Pietro Baratta, nipote di Antonino Baratto, soggetto che era stato dichiarato socialmente pericoloso in quanto imprenditore in affari fin dagli anni '80 con i maggiori esponenti della mafia di Termini Imerese, pertanto erano stati confiscati alcuni beni a lui intestati. Sentenza di Cassazione numero 3583. Il canone concesso per tale uso privatistico di un'area archeologica è di circa 210 euro annui, cifra palesemente sproporzionata rispetto al valore del bene pubblico coinvolto. Questo era il nodo di questa interrogazione, cioè noi abbiamo dato un pezzo importante di terreno dove far pascolare le proprie vacche a una famiglia che basta andare a Termini Imerese e dire il cognome Baratta per rendersi conto che è una famiglia con importanti parenti in ordine alla mafia di Termini Imerese. Allora è questo l'elemento che mi ha fatto saltare dalla sedia, anche perché il paradosso di questa storia, Assessore, è che il parcheggio dove insiste il parco archeologico, cioè il parcheggio del parco archeologico, è stato confiscato proprio alla famiglia Baratta. Cioè da un lato lo Stato li butta fuori eludendo il parcheggio, dall'altra parte gli riconcede di poter far pascolare le proprie vacche all'interno del parco archeologico. Cioè robe degne di Pirandello. Se Pirandello fosse vivo potrebbe farsi un giro all'assessorato ai beni archeologici e si renderebbe conto. Tant'è che era talmente vera la mia segnalazione che voi avete immediatamente rescisso il contratto. Ma io dico, ma serve sempre la Vardera per arrivare nei territori a farvi scoprire che ci sono dei problemi e poi dovete rescindere? Il tema è, ma come fa a fidarsi di uno come Domenico La Targia? Che uno come Domenico Targia, che è l'architetto che si occupa di più beni culturali, lei lo ha tenuto lì. Mi sarei aspettato che dopo che la Vardera le facesse scoprire questa vicenda indecorosa e ovviamente degna, diciamo, del fatto che io sono convinto che un uomo come lei, delle istituzioni, chi indossa la divisa nemmeno lo sapeva di questa cosa, gliel'ho fatto presente, lei giustamente, puntualmente, precisamente lo ha revocato dopo 2 secondi quel contratto. Meraviglioso. Ma il tema è, in questo Paese, quando qualcosa non funziona e quando giustamente un parlamentare la tira fuori, ma non c'è poi una conseguenza rispetto a quel funzionario che decide inopinatamente di dare un pezzo di terreno per farci, scusi il termine, questo è un Parlamento, ma questo succedeva, farci sostanzialmente defecare le vacche e poi arrivare al punto tale, usato anche un termine buono, al punto tale di darlo a dei parenti la cui storia della famiglia è abbastanza pericolosa, al punto tale che il parcheggio di quel parco archeologico è stato confiscato alla mafia. Mi sarei aspettato da parte sua che prendesse l'architetto Targia e gli desse un biglietto di sola andata nel Guatemala superiore. Non lo ha fatto. Non solo non l'ha fatto, ma siccome Targia risponde a un partito politico sostanzialmente che è Fratelli d'Italia, e questo è il vero tema, lei l'ha tenuto lì, continua a star lì, continua a far sì che i parchi archeologici, e nei prossimi giorni, a proposito di Targia, ne usciremo di altre cose ancora peggiori. Mi aspetto sostanzialmente che lei per l'ennesima volta abbia un sussulto di dignità rispetto all'ordine militare di farlo rimanere al suo posto, di buttarlo sostanzialmente fuori in maniera pacata, perché non è in grado di gestire i parchi archeologici, li tiene chiusi, non li fa proliferare, i biglietti sono morti, ma non solo, gestisce e fa dare i propri terreni alle famiglie per farci pascolare le vacche, famiglie in capo alle mafie di Termini Imerese. Folle! Una cosa folle!
Lei interviene, lo fa, giustamente, ma poi lo mantiene. Questo è il paese in cui gli architetti che gestiscono i parchi archeologici, se sbagliano, devono andare a casa, perché il messaggio che passa è devastante a chi ci segue fuori e chi guarda la politica è: tanto alla fine questi fanno ciò che vogliono e poi non paga nessuno, anzi pagano sempre i cittadini. Non mi ritengo soddisfatto. Grazie onorevole Lavardera. Noi abbiamo completato con la rubrica atti ispettivi, beni culturali e identità siciliana. C'è intervento dell'onorevole Giambona e anche quello poi dell'onorevole Lavardera come ex articolo 83. Prego onorevole Giambona e poi l'onorevole Lavardera. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io intervengo in questa seduta d'Aula anche per riprendere quella che è stata una notizia riportata da varie testate giornalistiche proprio nella giornata di oggi. E parto dal presupposto che il Presidente della Regione, tutti i Presidenti della Regione sono primo organo in termini di controllo del territorio, ma anche per garantire la sicurezza della propria Regione. E parto con questa considerazione perché ritengo che il nostro Presidente della Regione da questo punto di vista non stia compiendo tutti gli atti necessari, perché in questo momento, colleghi e colleghe, Presidente e cittadini che ci sentono e ci vedono da casa, è in atto una vera e propria strage silenziosa. L'articolo e gli articoli di giornale che sono usciti appunto oggi e riguardano in questo caso i morti sul lavoro ci danno un quadro che è assolutamente inquietante, è una situazione impietosa in cui versa la regione siciliana. Una vera e propria strage. Guardate, se notiamo i numeri ci consegnano un dato che ci fa preoccupare oltremodo rispetto ai dati dell'ultimo monitoraggio. Ecco, questi sono aumentati dal 2024 al 2025, passando da 24.334 a 25.199, più 865. Gli infortuni sul lavoro aumentano fondamentalmente in quasi tutte le province della regione siciliana, in alcuni casi anche del 10, del 15%. Palermo balza in avanti addirittura da 5.587 a 5.950. Catania ha un numero di infortuni sul lavoro addirittura superiore a quello della provincia di Palermo. I morti sul lavoro passano da 76 a 87 e sono tutti i settori merceologici che sono interessati a questa vera e propria carneficina, dall'industria all'artigianato, all'agricoltura, anche il settore pubblico. E gli infortuni mortali sul lavoro sono anch'essi aumentati, passando da 24 a 23 fino a ieri l'altro. Abbiamo pianto la morte di Alessio Latargia, un quarantenne di Villabate che lascia una moglie e 2 figlie. Ma c'è anche un altro dato, Presidente e colleghi, che aumentano gli infortuni in itinere, e questo è un dato che ci fa riflettere ulteriormente. L'altro giorno c'è stato un infortunio sul lavoro, una morte sul lavoro che ha visto coinvolti degli operatori sanitari sulla Palermo Agrigento, altri morti sul lavoro sulla Palermo Sciacca, sulla autostrada Palermo-Catania. Questo ci fa riflettere su come anche su questo fenomeno incidano le inefficienze anche dal punto di vista infrastrutturale della nostra rete di trasporti. E allora, quando parliamo di morti, di gente mutilata, di gente che non avrà più la possibilità di portare il pane a casa, noi non parliamo naturalmente qui di numeri, non parliamo di statistiche, parliamo di volti, parliamo di persone, parliamo di quelle che sono famiglie spezzate che ci consegnano con questi numeri quella che è una crisi complessiva di sistema, un problema dal punto di vista infrastrutturale dato dal lavoro nero, dato dal lavoro grigio, dato dal mancato rispetto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, dal fenomeno del dumping contrattuale, dal lavoro povero, dal sistema della catena dei subappalti. Noi abbiamo lavoratori che sbarcano il lunario, per così dire, a 600-800 euro al mese al settore del turismo, al settore della ristorazione.
E in tutto questo c'è una carenza di formazione, una salute e sicurezza sul lavoro che viene vista in alcuni casi solamente come un peso. Per non parlare poi, e mi accingo a concludere, del nostro sistema dei controlli che fondamentalmente in Regione Siciliana è quasi assente. Abbiamo poche decine di ispettori, abbiamo il supporto del Ministero con ispettori a livello nazionale in Sicilia, ma sono sempre insufficienti, ci vorrebbero almeno in Sicilia 500 ispettori. Ma la questione della carenza dei controlli non riguarda solamente gli infortuni e i morti sul lavoro, riguarda anche un sistema economico che così senza controllo è drogato. C'è un sistema di concorrenza sleale per cui molti operatori che lealmente applicano i contratti collettivi e pagano i contributi per certi versi sono superati dal punto di vista commerciale da chi invece tutto questo non lo fa per speculare sulla pelle degli impiegati, sulla pelle degli operai. Ecco perché io dico che su questo tema non abbiamo ascoltato una sola parola dall'inizio della legislatura da parte del Presidente della Regione Schifani. Sul tema degli infortuni sul lavoro mai una parola. Oggi ci troviamo di fronte ad avere un governo senza un assessore al ramo. Ci avevano promesso di bandire concorsi per ispettori sul lavoro e di questi concorsi ancora non ne vediamo l'ombra. Noi come Partito Democratico chiediamo e crediamo che ci vogliano degli interventi strutturali seri, delle misure drastiche per contrastare gli infortuni sul lavoro e garantire uno sviluppo economico della nostra Sicilia che sia leale da parte di tanti operatori che quotidianamente si muovono in questa direzione. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie onorevole Presidente. Governo disperato, non c'è più nessuna traccia del governo, siamo quasi 4 deputati. Ritengo che la vicenda di quello che sta accadendo a Niscemi aggiunga un ulteriore elemento, un ulteriore documento che volevo consegnare nelle mani del governo che non c'è, che come martedì scorso, quando ho tirato fuori il PAI, il documento del piano assetto idrogeologico, ha fatto molto discutere, tant'è che ha dovuto costringere oggi il ministro Musumeci a dover replicare in aula rispetto a quel documento che sostanzialmente avevo tirato fuori in aula e che dimostrava che il governo regionale poteva intervenire prima e non l'ha fatto. A quel documento oggi noi tiriamo fuori un ulteriore elemento, direi quasi purtroppo forse paradigmatico del modo in cui questo governo regionale abbia affrontato questo problema serio, e mi rivolgo al tema di Niscemi mandando un forte abbraccio ai niscemesi, a quelli che stanno vivendo un momento drammatico, gli oltre 1000 sfollati che non hanno un posto dove stare in una politica purtroppo regionale che ha bisogno di dare delle risposte. Allora oggi noi veniamo a scoprire un atto firmato dall'attuale assessore all'ambiente Giusy Severino che è quasi veramente paradossale. Molti di voi sanno, questi colleghi di quest'Aula, che in quella zona insiste il sistema del MUOS, che ovviamente gli americani hanno installato illo tempore, questo sistema importante nella strumentazione dell'impianto, anche dell'impostazione della strategia militare degli Stati Uniti d'America, e quel MUOS rappresenta uno dei più importanti impianti anche per la gestione dei conflitti in Medio Oriente. Allora cosa fanno gli americani, che sono più furbi del governo italiano e regionale? Si rendono conto che bisognava fare degli interventi all'interno del loro territorio competente, quasi per 20 campi di calcio, una cosa pazzesca, e gli americani scrivono all'assessore Savarino e dicono: vogliamo farci degli interventi proprio sull'erosione, che riguardano la mitigazione del rischio. Si rendono effettivamente forse conto che c'erano problemi relativamente ai costoni, che quindi andava sistemato il loro terreno. Siccome sono americani, non sono secondi a nessuno e non si aspettano che caschi prima tutto per poter intervenire, nel settembre del 2025 scrivono all'assessore Severino e gli dicono: ci pensiamo noi, lo facciamo con i nostri soldi, ci autorizza, assessore, a poter fare degli interventi all'interno del territorio, perché che piaccia o meno, seppur gli americani ci trattano come sei sudditi,
devono essere sempre sovraintendenti e devono sovrintendere e devono essere sottoposti alle regole del territorio siciliano, devono chiedere alla Regione siciliana di poter intervenire. Tant'è che fanno un documento, scrivono, si riunisce addirittura la commissione tecnica specialistica, cucciolavi a dire ad Armao, che si doveva in qualche modo pronunciare su questa vicenda, e sostanzialmente si organizzano per rimettere a posto quel pezzo di terreno e far fronte anche a eventuali rischi. Allora questa storia cosa ci racconta? Ma io dico all'assessore Severino, o Savarino, chiedo perdono, ma visto che ha autorizzato gli americani a sistemare il proprio terreno, ma com'è che non gli è venuto in mente a settembre del 2025 a farsi una domanda, a dire non è che se per caso questi americani ci stanno chiedendo di poter sistemare eventualmente il terreno, c'è anche un problema che riguarda il territorio abitato? Cioè com'è che non le è venuto in mente, assessore, di porsi il problema che quella attività che giustamente, sapientemente gli americani volevano fare nel proprio territorio andava fatta proprio dal suo stesso assessorato, che è un assessorato che su questo argomento, così come l'assessorato precedente Toto Cordaro, lei, assessore da poco tempo, sostanzialmente poco o quasi nulla ha fatto rispetto a questo tema. E ha avuto anche un campanellino d'allarme, cioè ha avuto l'aiutino dell'America, ha avuto l'aiutino degli Stati Uniti d'America che le hanno chiesto di poter fare degli interventi, lei l'ha autorizzato, c'è la sua firma. Allora questa vicenda è una vicenda che pone degli interrogativi sulla gestione di questa tragedia annunciata, una tragedia che tutti sapevano che stava accadendo e che tutti i governi che si sono susseguiti fanno a cara a chi se la deve sfangare prima, dando le responsabilità agli altri. Ed è giusto che in questo Parlamento vengano fuori gli atti, vengano fuori i documenti, vengano fuori puntualmente, così come ho fatto martedì scorso, e vedo che mi hanno anche seguito tutti gli altri partiti di opposizione, tirando fuori quel documento del PAI, si incastri il governo sulle proprie responsabilità. Ed è giusto che in quest'Aula, seppur vuota, siamo 3 deputati, è una cosa incredibile, e quasi 0 assessori, si sappia cosa è accaduto e cosa non è, perché questo è il luogo deputato a fare chiarezza, il Parlamento. E allora concludo, Presidente, la ringrazio per il tempo che mi sta concedendo. Ho chiesto al Presidente della terza Commissione Attività Produttive, l'onorevole Vitrano, di audire la settimana prossima gli imprenditori che hanno avuto dei danni vertiginosi da quella frana, che si trovano in quella zona rossa, che hanno perso tutto. Un signore che aveva fatto un investimento di un mulino per 1,5 milioni di euro, che fondamentalmente si trova disperato e ha chiesto di essere audito. Settimana prossima verranno qui in Parlamento, perché la politica deve non solo ascoltare ma mettere mano in tasca per dare delle risorse. Grazie per il Presidente, perché più volte si è recato a Niscemi dimostrando anche un senso di profonda appartenenza a quei territori, e sono convinto che insieme, il Parlamento tutto, quando si spegneranno i riflettori, che ormai si stanno spegnendo, rimarremo accanto a quei cittadini. Ma lo dico all'assessore Savarino, probabilmente si faccia aiutare la prossima volta dagli americani, che probabilmente sanno gestire la regione siciliana meglio di voi. Grazie onorevole Lavardera. Colleghi, a questo punto l'Aula la riconvochiamo a martedì prossimo alle ore 15 con il seguito dei punti all'ordine del giorno, così come avevamo già stabilito. Riprenderemo con il disegno di legge sugli enti locali. La seduta è chiusa. Okay. Va bene.